Si è concluso nella chiesa dei Santi Apostoli l'intervento di restauro delle antiche arche funerarie reso possibile da Edilcassa Veneta, Confartigianato e UPA Servizi. Un restauro che arricchisce l'esterno della chiesa dei Santi Apostoli in pieno centro città. Sono tornate all'antico splendore queste tre antiche arche funerarie, memoria dell'area cimiteriale che fin dal tempo dei Romani occupava questo sito. Avevano bisogno di un intervento innanzitutto di pulizia delle superfici esterne, ma anche di un consolidamento dei materiali che negli anni sono stati restaurati con materiali incongrui che ne hanno compromesso la conservazione. Le tombe, in uso nel 1300-1400, appartenevano alla famiglia d'Appilcante, a Fiorino Fiorini e alla famiglia Zavarise. Provvidenziale l'intervento di Edilcassa Veneto, di Confartigianato Verona e di UPA Servizi, che hanno dato vita ad una sinergia ancora più significativa in questo momento così difficile per il mondo dell'artigianato. Un impegno che è stato sottolineato dal parroco dei Santi Apostoli, Monsignor Ezio Falavegna, che ha ringraziato quanti si sono sporcati le mani, come solo gli artigiani sanno fare, per ridare vita a questi antichi manufatti. Il presidente di Confartigianato Bissoli, dal canto suo, ha sottolineato un progetto voluto con determinazione per riaffermare che Confartigianato non si dedica solo a temi economici, ma opera in stretta sinergia con la città e la provincia.